No, io sono con il centro-sinistra. La domanda accoglie Alessandra Moretti a San Polo di Piave, lembo trevigiano di centrodestra, e nel giorno in cui si consuma il duello all'ultimo sangue all'interno della Lega Nord, l'aspirante governatrice del Partito Democratico ha buon gioco a marcare tutta la distanza. La candidata ammette di guardare con interesse alle baruffe padane che secondo gli analisti potrebbero avvantaggiare proprio il centro-sinistra, ma il suo punto di vista è quello della protagonista di una campagna elettorale che macina chilometri su chilometri in mezzo Veneto. La grande campagna di ascolto mi porta tra i cittadini, riporta finalmente la politica lontana dal sistema delle poltrone, e quando vedo la Lega sfilare accanto ai neofascisti a causa Pound, io sono convinta che i cittadini apprezzano molto il fatto che invece io sono tra di loro. E in queste ore di difficoltà per il Carroccio, Moretti punta a sottrargli anche il suo storico cavallo di battaglia. Sarà infatti una lista di autonomisti da affiancare quella del PD, una civica, una formazione di amministratori locali e una compagine di sinistra. Per me l'autonomia è centrale nel mio programma. Dopo 20 anni che la Lega e il centrodestra hanno preso in giro i veneti su questo tema, io voglio le stesse prerogative per il Veneto che hanno Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Incontrandola nei mercati e nelle piazze, la gente le parla soprattutto di lavoro e sanità, ma qui è anche la sicurezza a tenere banco, con i residenti arrivati a sparare in aria per mettere in fuga i ladri. Non possiamo mai istigare alla violenza e non possiamo mai, ammettere che i cittadini si difendano da soli. È lo Stato, è la Regione ed è la Polizia che deve difendere il cittadino. E con 13.000 cittadini incontrati e 40 aziende e 20 cooperative sociali visitate, il tour sta per arrivare a metà del guado. Hai visto che sono arrivata anche qua? Siamo arrivati a 237 comuni in 43 giorni.